bentornati in diretta col nostro Focus TG. Un buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Come sempre il nostro sarà un viaggio. Tra le news del territorio rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova e Treviso. Dove partiamo, vero Alex? Eh sì, Sharon, partiamo con una notizia drammatica. Ieri ennesima tragedia sulla strada della Marca trevigiana, quindi come dicevi giustamente ci spostiamo in provincia di Treviso. A perdere la vita all'alba a Roncade un uomo di 46 anni, fatale lo scontro in auto. Abbiamo solo visto dei rottami sulla strada e una macchina in un fossato. Siamo arrivati intorno alle 6 più o meno e abbiamo solo accertato che avessero già avvisato un 118, un qualcuno e basta. È una scena infernale quella che si sono trovati davanti automobilisti e soccorritori poco prima delle 6 sulla Treviso Mare, all'altezza del distributore Vega in comune di Roncade. È qui che lo scooter guidato da Andrea Marcuccio, 46enne di Rovare di San Biagio di Callalta, è entrato in rotta di collisione con l'auto condotta da un 25enne dell'Est Europa ma residente da tempo nel Trevigiano. Un impatto violentissimo con il calaltino sbalzato di diversi metri in un volo mortale, mentre il giovane portato al pronto soccorso del Cafoncello ha riportato ferite tutto sommato lievi. Sul posto il SUEM e la Polizia Stradale di Treviso, che fin da subito ha cercato di fare luce sulla dinamica, anche acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza dell'impianto. Di certo il 25enne si stava muovendo in direzione Meolo, come testimoniano i segni sull'asfalto, mentre resta da capire se Marcuccio stesse entrando nel distributore o uscendo. Non è quindi del tutto chiaro se sia stato un frontale o uno speronamento. A influire anche l'alta velocità della Peugeot, altro punto sul quale sono in corso approfondimenti. Aperto d'ufficio un fascicolo per omicidio stradale che consentirà di procedere con tutti gli accertamenti, compresi i test alcolemici già somministrati e in attesa di esito. Ma se da un lato c'è la ricostruzione di quei secondi fatali, dall'altro il dolore profondo di una famiglia e di un'intera comunità. Andrea Marcuccio era diretto al lavoro in un mobilificio di Roncade, lascia la moglie Valeria e 2 figlie, entrambi minorenni. Siamo sotto shock, le uniche parole di una delle 4 cognate, Silvana, titolare di un negozio di parrucchiera a Rovare, subito chiuso per lutto come il vicino pub da 8, gestito sempre dalla famiglia. Marcuccio lascia anche una sorella, Simona, l'unica rimasta di una famiglia sfortunata. Solo pochi mesi fa è mancata la madre, nel 1999 la morte del fratello Mirko, sempre in un incidente stradale a Jesolo. Anche questo ci pone davvero delle serie domande e che dobbiamo secondo me anche proprio presentare al Signore, no? Don David ha incontrato i familiari in mattinata. Di Andrea restituisce un ritratto autentico. Andrea era davvero un bravo papà, un bravo marito, inserito nella nostra comunità, cioè perdiamo davvero una pietra importante, ecco, della nostra Chiesa. Non ci sono parole, è difficile esprimere parole per questi lutti che appaiono inspiegabili, non si riesce a trovare una ragione. È difficile trovare parole per raccontare, commentare fatti del genere. Sharon, però restiamo nel Trevigiano perché la cronaca, ahimè, cronaca nera, ci mette di fronte a un altro caso da raccontare. Alex, andiamo in particolare a Zero Branco perché è stato trovato un uomo di 47 anni morto su una panchina. Vediamo. Il corpo senza vita di un uomo, un 47enne del posto, è stato rinvenuto intorno a mezzanotte su una panchina a Zero Branco. Il ritrovamento è avvenuto in via Montetomba. È stato un passante ad allertare le forze dell'ordine notando il corpo riverso sulla panchina in un'area verde pubblica. Immediatamente sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che stanno ora indagando per accertare le cause del decesso. L'ipotesi più plausibile è che l'uomo sia stato stroncato da un malore, ma sul volto e sul naso erano evidenti degli ematomi la cui origine ora va chiarita. Di certo, trovandosi da solo in una zona poco frequentata, qualora si sia sentito male non è stato possibile per lui chiedere aiuto né accorgersi in tempo del malore e soccorrerlo. Il 47enne residente a Zero Branco con la madre si vedeva spesso in paese. Lo stesso sindaco Luca Durighetto lo incrociava di tanto in tanto in municipio. Il corpo è stato ricomposto all'obitorio di Treviso. Sarà ora l'autorità giudiziaria a prendere eventuali provvedimenti. Ieri giornata drammatica, Alex, nel Trevigiano, perché continuiamo con la cronaca nera. Assolutamente, veramente una giornata nera in tutti i sensi, perché dobbiamo adesso
raccontarvi di un terribile schianto nella notte a Preganziol sul Terraio. Sono morte 2 donne di 51 e di 63 anni. 2 donne di 51 e 63 anni, Miriam Cappelletto e Mara Visentin, entrambe di Preganziol, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Frescada lungo il Terraio all'altezza del civico 76, non distante dallo stabilimento della Goppion. Le donne viaggiavano a bordo di una Citroën C1 di colore rosso, tamponata da una BMW guidata da un 25enne rom di Treviso, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Sembra che la sua auto viaggiasse a velocità elevatissima. Nell'impatto l'utilitaria su cui viaggiavano la 51enne e la 63enne si è spezzata in 2 tronconi, finendo nel fossato a bordo strada. Entrambi i veicoli stavano viaggiando in direzione Mogliano Veneto. Medico e infermieri del SUEM 118 intervenuti sul posto hanno constatato la morte di Cappelletto e Visentin. Troppo gravi le conseguenze riportate. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte le pattuglie dei carabinieri di Treviso insieme ai vigili del fuoco. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni fino alla prima mattinata di oggi, quando sono terminati i rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine e i mezzi sono stati rimossi. All'alba un autobus della Flixbus, nel tentativo di fare manovra nei pressi del luogo della tragedia, è finito nel fossato, causando ulteriori disagi alla circolazione. E ora ci spostiamo nel Vicentino, perché anche lì è un gravissimo incidente, ce lo racconti Alex? Sì, vi segnaliamo che sono gravissime le condizioni di un 37enne travolto in serata poco prima delle 22 da un'auto mentre attraversava la strada marosticana all'altezza di Povolaro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l'uomo in sella alla sua bicicletta avrebbe tentato di attraversare in un punto in cui non avrebbe notato l'auto che sopraggiungeva. L'ambulanza, il SUEM 118 e il personale sanitario si sono precipitati sul posto per soccorrere il ciclista, il cui stato è apparso fin dal primo momento gravissimo. Sharon. Rimaniamo nel Vicentino, perché ieri vi abbiamo raccontato che stava bruciando il Monte Summano. Adesso vediamo gli ultimi aggiornamenti. Piovene Rocchette, ripartite le operazioni per spegnere l'incendio divampato ieri nel primo pomeriggio sul Summano, sopra la località All'Angelo, nel territorio comunale di Piovene Rocchette. Già dalla pianura era visibile la lingua di fumo che si levava al fianco del monte. Da lì sono scattate le operazioni volte a contenere le fiamme perché non raggiungessero un'abitazione. Poi la notte in cui l'incendio è rimasto sotto controllo, in modo che non allargasse il fronte esteso per circa 2000 metri quadrati. E da stamattina sono riprese alle 9 le operazioni di bonifica con l'ausilio dell'elicottero e delle squadre della protezione civile. La previsione, fa sapere il primo cittadino Erminio Masero, è quella di arrivare a domare le fiamme entro sera. Intanto non si esclude la pista dolosa, per cui il sindaco si appella alla collaborazione dei cittadini. Si tratta del terzo incendio boschivo nell'Alto Vicentino a distanza di pochi giorni. Terzo incendio boschivo appunto nell'arco di pochi giorni. Alex, siamo davanti a un momento molto delicato. Anche l'altro giorno siamo saliti a Stoccareddo per un gravissimo incendio. Assolutamente, si stanno concentrando tutto in questo periodo veramente in un ristretto arco temporale notizie e fatti che raccontano di incendi spesso di natura dolosa. E adesso nel prossimo servizio andiamo a ripercorrere quello che è successo a Longarone, anche qui un rogo di sospetta natura dolosa, ma non solo, vediamo. Il cappello di fumo denso poco dopo le 12 di oggi, gli elicotteri antincendio a far la spola fra il bacino d'acqua della Val Gallina e la cima della Caiada. Siamo sempre nel territorio comunale di Longarone, quello divampato poco prima delle 10 di stamattina. È un incendio di vaste dimensioni in una zona particolarmente impervia. I nostri 2 elicotteri stanno lavorando da alcune ore e è intervenuto anche un Canadair. Ovviamente l'obiettivo è quello di spegnerlo nel più breve tempo possibile. La situazione di rischio incendi è rilevante. La Regione ha diramato lo stato di grave pericolosità. L'invito e l'appello ai cittadini a non accendere fuochi, attenzione ai mozziconi di sigarette, attenzione dove si parcheggia la macchina, perché sotto l'auto c'è la marmita catalitica che lavora a centinaia di gradi centigradi, quindi può innescare un incendio e così via.
quindi massima attenzione. Perciò massima attenzione, perché i comportamenti scorretti sono penalmente perseguibili. La situazione è complicata da alcune settimane a causa del perdurare della siccità che sta rendendo tutto più difficile. Domenica avevamo contemporaneamente un momento in cui c'erano 6 incendi in Veneto e quindi la situazione è ormai complicata da alcuni giorni. Ovviamente se piovesse questo sarebbe un aspetto positivo non solo per gli incendi boschivi ma anche per la siccità, che sicuramente sta già creando dei problemi a tutto il mondo agricolo e non solo, e che ne creerà anche durante i mesi estivi, visto e considerato che oltre alla pioggia che è mancata anche la neve, quindi l'accumulo di acqua in montagna non c'è. E ora qualche minuto di pubblicità. A tra poco. (12:12), ben ritrovati a Focus TG, la striscia quotidiana di informazioni, tutto quello che succede in Veneto dal Veneto Sharo. Nel nostro primo blocco notizie insomma drammatiche, cronaca nera. Adesso continuiamo con l'informazione, ritorniamo nel Trevigiano. Sì, nel Trevigiano, perché paura nella 27, c'è stato un tir in fiamme, l'autista però è riuscito a scendere dal mezzo e uscirne illeso. Vediamo. Il fumo, poi le fiamme, ha fatto a tempo ad accostare prima che la motrice prendesse fuoco. L'autista di un auto articolato distrutto da un incendio in mattinata lungo l'autostrada A27 all'altezza di San Michele di Piave, nel comune di Cimadolmo. L'episodio intorno alle 9 sulla carreggiata sud in direzione Venezia. Il camionista ha bloccato il tir, che in quel momento viaggiava a vuoto, in corsia d'emergenza, scendendo e chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano, che hanno spento le fiamme cercando di circoscriverle alla sola motrice. Illeso il conducente del mezzo. Intuibili disagi al traffico nel tratto di autostrada tra i caselli di Conegliano e Treviso Nord. La circolazione si è normalizzata nel giro di circa un'ora. E tra poco, Alex, avremo ospite in collegamento un ospite che però non sveliamo, so che non lo sveliamo ancora, però ci sposteremo a Vicenza e parleremo di turismo ma anche di commercio. E a proposito di commercio? E a proposito di commercio e attività commerciali, pensate, sono quasi 6.000 le aziende artigiane padovane a rischio di cassa integrazione, 6.000 aziende in grande difficoltà. Il problema riguarda oltre 25.000 lavoratori, i dati li fornisce Confartigianato di Padova. Gianluca Dallaglio, 60 anni, imprenditore di Montagnana del settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, è il nuovo presidente di Confartigianato Padova, associazione della quale è stato consigliere prima e vicepresidente fino all'elezione a presidente. Guiderà le 24.000 imprese artigiane della provincia, dove attualmente, a causa dei rincari delle bollette dell'energia, quasi 5.500 di loro rischiano di dover ricorrere a breve alla cassa integrazione per i loro 25.000 dipendenti. Gli artigiani fanno appello al governo perché riconsideri tutte le fonti energetiche per calmierare i costi finali. Abbiamo bisogno veramente che si venga ripresa in mano la situazione dell'autoproduzione dell'energia elettrica, del modo di avere una produzione che sia economica, perché il mercato non può accettare aumenti di questo genere. Anche con l'energia nucleare, Presidente? Certamente mi sembra che le ultime tecnologie stiano dimostrando che l'energia nucleare può essere sicura. Se questa fonte è sicura, non inquinante e soprattutto può mantenere i costi che sono attualmente così cresciuti, li può riportare a quelli che erano i costi del passato, è necessario assolutamente trovare questa via. E ora ve lo possiamo presentare, Alex, perché lo vedo collegato. È arrivato in collegamento con noi. È con noi Silvio Giovini, assessore al commercio di Vicenza. Intanto buongiorno, assessore. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Grazie per essere venuto qui con noi. Assessore, io partirei da uno dei temi più caldi di Vicenza, il centro storico. Ci sono in questo momento tante attività che hanno chiuso le serrande a causa della pandemia, ma anche dei rincari. Guarderei un servizio e poi lo commenterei con lei. Che dice? Va bene. Allora, guardiamo il servizio crisi del centro storico.
Crisi dettata dal Covid prima e acuita dai rincari dell'energia e delle materie prime adesso che pesano sul commercio. Ripresa che stenta a decollare anche in termini di presenze. Molte le serrande abbassate che campeggiano tra le vie del centro storico. Il fermento è proprio di chiusure e di problemi quotidiani, perché persone se ne vedono pochissimo in giro, per cui si lavora molto poco, molto male, e un clima veramente, come si può dire, una cappa tremenda. Penso che sia per un po' di città che sta zoppicando un attimino. Non vedo una città viva, non vedo una città vibrante, vedo una città molto spenta, un po' affranta, un po' triste, un po' delusa. Non solo, a rendere difficoltoso il momento sono anche gli affitti alti, al punto che alcuni negozi del centro storico si spostano altrove, segno di un'energia imprenditoriale che c'è, ma sceglie vie alternative per sopravvivere. Ci sono parecchi spostamenti in centro storico di attività che trovano affitti più equi in base anche alla situazione che c'è adesso, e chiudono da una parte ma aprono dall'altra. Ci sono nuove aperture, perché ci saranno durante l'estate delle aperture nuove in centro storico, e anche chi chiude effettivamente, c'è anche questo, però diciamo che è abbastanza equilibrata la situazione. Poi la situazione al momento è veramente critica, con il caro energia, con il caro del petrolio. Speriamo che rientrino un po' i parametri e tutti riescano di nuovo a lavorare un po' come prima. Attività a rischio che ovviano ai rincari come possono. Difficoltà che mettono a rischio le attività sicuramente. Magari ci sarà chi di fare 7 ore ne farà 6 per recuperare quell'ora di corrente, perché poi si cerca anche la soluzione per continuare a sopravvivere. Dobbiamo farcela. Noi stessi abbiamo cercato di ottimizzare le illuminazioni, cioè quando si può si cerca di spegnere riscaldamento, illuminazione. Assessore, l'abbiamo sentito, un momento molto delicato. Sì, dispiace anche che il nostro tessuto commerciale, quello di tutta Italia, che chiaramente è stato tra i segmenti che più ha patito le conseguenze dell'emergenza pandemica, debba scontrarsi anche con questo ulteriore problema dettato dall'aumento delle materie prime piuttosto che dai rincari delle bollette. È evidentemente un problema generalizzato che riguarda tutta la nostra nazione. Noi siamo anche soddisfatti, c'è poco da essere chiaramente contenti, però i dati ci dicono che continuiamo ad avere un saldo positivo tra nuove aperture e nuove chiusure. Però ripeto, questa situazione va a colpire certamente gli esercizi pubblici, il tessuto commerciale, il segmento turistico in generale, e riguarda tutta Italia. Le mazzate che stanno arrivando oggi sulle spalle e sulla testa delle famiglie non fanno altro che acuire questa situazione. Chiaro che come amministrazione cerchiamo di fare tutto quanto rientri nella nostra competenza, dal sostegno per quanto riguarda per esempio i plati attici, piuttosto che sul tema della rivitalizzazione del centro storico non mancano le iniziative, ma è evidente che serve quanto prima un intervento strutturale da parte dello Stato. Certo, poi di queste cose ne parleremo più tardi. Alex. Assessore, non c'è il rischio, la tendenza che nel centro storico, non parliamo solo di Vicenza chiaramente, ma estendiamo il discorso a tutto il territorio, le attività commerciali come magari i negozi possono andare in difficoltà, in sofferenza, chiudono i negozi e aprono locali e bar. Cioè il centro storico tendenzialmente in alcune aree sembra destinato a diventare una sorta di zona dove prolificano bar e attività che appunto riguardano la somministrazione di cibo e bevande. Si sta perdendo un po' l'anima commerciale del centro storico? Ma allora, per fortuna da un punto di vista vicentino rimane un equilibrio sostanziale che insomma viene apprezzato per il momento sia dai vicentini che dai turisti, però è vero che questo è un rischio che corrono tutte le città, in modo particolare quelle d'arte. È compito delle amministrazioni comunali certamente e anche dello Stato metterle nelle condizioni di poter valorizzare in modo particolare l'esercizio di vicinato, la bottega storica, che costituiscono non solo degli ottimi, diciamo un'ottima offerta commerciale, ma sono proprio
proprio dei presidi sia sociali che anche, diciamo, da un punto di vista di vicinanza per quanto riguarda i cittadini. Ci sono degli strumenti, il Comune di Vicenza per esempio sta già lavorando a un modo per incidere sulla libera iniziativa economica, cercando di valorizzare questo tipo di offerta commerciale. Certo, Assessore, abbiamo sentito prima la voce dei commercianti, adesso sentiamo quella dei cittadini e commentiamo insieme. Secondo me sono tanti negozi che stanno chiudendo perché proprio la gente in questi periodi non acquista tante cose, essendo anche fuori dalla pandemia un po', poi tutti questi rincari, secondo me è così, poi speriamo che migliori qualcosa. La crisi del centro storico c'è un po' da tempo. Non devo dimenticare anche che c'è un'economia parallela, quella di internet, che porta via spazio ai negozi e che quindi quello pesa sicuramente nel conto anche qui della città di Vicenza. Puoi mica aspettare sempre la domenica e il sabato che c'è gente che va in città per guardare le vetrine o andare in piazza se c'è qualche evento o qualcosa, insomma. Certamente, poca voglia di spendere. I soldi ormai sono diventati così pochi che la gente ci pensa un po' su. Si stringe altrove, si rinuncia a tanti divertimenti, ad andare fuori la sera, invece di andarci ogni sabato si va 2 sabati, un sabato sì, un sabato no. D'altronde poi abbiamo la famiglia, abbiamo i nipoti. Le persone mi sembrano piuttosto indifferenti a tutto. Perché c'è un po' di stanchezza e ci sono i rincari che pesano. L'abitudine presa delle situazioni, ormai non so, forse la sensibilizzazione è venuta un po' meno. Quindi insomma stenta un po' la ripresa economica. Non vedo grandi voglie, grandi euforie, grandi speranze. Vedo un po' piuttosto un appiattimento e un'accettazione della situazione, di uno stato di fatto ormai consolidato. Secondo me c'è voglia di riprendere. Certo che i prezzi sono lievitati e allora siamo in più difficoltà. Quindi si tira un po' la cinghia. Esatto. E l'umore com'è? Un po' di rassegnazione oppure c'è la voglia? Speranza. Adesso siamo in primavera, belle giornate tiepide e c'è la speranza di poter ricominciare. Assessore, l'abbiamo sentito, un momento molto delicato dovuto anche alla crisi generale, ovviamente economica, che c'è in questo momento, perché l'amministrazione comunale comunque organizza tanti progetti, pensa a tanti progetti per il centro storico di Vicenza. Sì, come dicevo prima, è evidente che attendiamo un intervento immediato da parte dello Stato. Vedete, anche il tema del rincaro delle bollette, se pensiamo quanto può incidere nell'economia di una famiglia il fatto che ti arriva il doppio di luce, il doppio di gas, quello che è stato fatto dal governo sulla benzina non è sufficiente a calmierare questa situazione. Ci si aspettava magari un intervento per esempio sull'IVA, perché se è vero che raddoppiano le bollette è vero anche che raddoppia l'IVA che viene introitata dallo Stato, ed è per questo che talvolta i cittadini si sentono presi in giro quando sentono parlare di aiuti che poi in realtà aiuti non sono nel concreto. Come amministrazione sì, come dicevo prima, cerchiamo di stare al fianco soprattutto del nostro tessuto commerciale in questo momento difficile. Lo abbiamo fatto per esempio sui plateattici, è di grande attualità il fatto che finendo lo stato di emergenza dovranno tornare a pagare le tariffe intere. Noi già nel bilancio previsionale dell'anno scorso abbiamo voluto dare un po' di certezza, un po' di programmazione, di prospettiva, anche un po' di fiducia a tutti i bar e ristoranti della nostra città, e quindi dal 31 marzo si tornerà a pagare, ma a Vicenza si pagherà la metà della tariffa normale, quindi insomma riteniamo che questo sia un ulteriore aiuto. E poi cerchiamo sempre di lavorare sul tema della rivitalizzazione. Adesso siamo appena usciti da il VIOF, il nostro fuorisalone, che abbiamo voluto comunque confermare in occasione dell'evento diciamo internazionale per antonomasia che ospitiamo, Vicenza Oro, la fiera dell'oro più importante al mondo. È stato un VIOF molto molto interessante che ha riscosso grande interesse, e anche perché insomma in modo originale abbiamo voluto proprio recuperare uno dei palazzi sfitti del nostro centro storico, che fatalità si trova proprio nel cuore del centro storico in pieno Corso Palladio, e l'abbiamo restituita alla città con iniziative che spaziavano nell'arte, la cultura, lo spettacolo, l'intrattenimento, il tutto cercando di declinare una tematica di grande attualità come quella della sostenibilità. Assessore, sa che io sono appassionatissima di arte, ho visto anche delle belle opere d'arte che adesso rimarranno per un po' a Vicenza.
Sì, siamo riusciti a ottenere una grande disponibilità di uno straordinario artista. Lorenzo Quinn sarà ospitato appunto nella nostra città. C'è una prima anteprima che abbiamo proprio portato ieri di fronte a Palazzo Chiericati, un'opera straordinaria dall'impatto emotivo importantissimo, si chiama Give. Sapete che Lorenzo Quinn oggi è considerato universalmente l'artista e l'esponente più autorevole al mondo della scultura figurativa, e la prima opera che ha portato in città è proprio Give, queste due mani, una mano di un uomo e una mano di una donna, che chiudono e custodiscono il simbolo della pace per antonomasia, insomma l'ulivo, un ulivo vero, che poi qui in questo caso rappresenta anche grande fiducia e speranza per il futuro. È un'anteprima di una grande mostra che caratterizzerà tutto il nostro centro storico a partire da settembre. Bene, allora a questo punto, Sharon, io ringrazio e saluterei il nostro ospite Silvio Giovani, assessore al commercio e alle attività produttive di Vicenza. Intanto buon lavoro per tutte le attività e i progetti che avete in cantiere. Assessore, sa che quando vuole Focus TG è a disposizione per tenere sempre informati i nostri cittadini e i turisti, insomma, perché al di là di tutto insomma, dobbiamo sempre ricordare che anche con l'allentamento adesso delle misure restrittive dopo il 31 marzo, insomma, si potrà effettivamente tornare a quella graduale normalità che tanto ci è mancata. E cosa c'è di più bello e di più normale di andare a passare un pomeriggio, andare a visitare una città splendida come Vicenza. Perché Vicenza è bellissima e ci sono tantissime cose da fare, o no, assessore? No, assolutamente, ma infatti sono io che ringrazio voi per l'invito, e se volete possiamo fare anche una rubrica quotidiana su Tanto di cose da dire ce ne sono tante, sempre. Sicuramente. Ringraziamo. Tantissime. Grazie assessore. Buona giornata assessore, grazie per il collegamento. Arrivederci. A presto. Noi adesso, Sharon, rientriamo in studio, ma velocemente, solo per cedere la linea alla pubblicità, torniamo fra pochissimo. Mezzogiorno e 31, bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Vi ricordiamo che saremo insieme in diretta fino alle 13:30, Alex, giusto? Sì, precisissima, mezzogiorno e 31. Mezzogiorno e 31, quasi 32. Scherzi a parte, adesso torniamo seri perché Sharon, in apertura abbiamo anche parlato dell'emergenza incendi. Ebbene, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 ha appena diramato una nota, la leggiamo insieme. A seguito del vasto incendio boschivo in corso nel Bellunese, ve l'abbiamo raccontato, ARPAV sta intensificando le attività di monitoraggio della qualità dell'aria. ULSS e ARPAV raccomandano per oggi di limitare il più possibile le attività all'aperto, specie per i bambini, e di tenere le finestre chiuse. In base ai successivi monitoraggi e aggiornamenti da parte di ARPAV saranno eventualmente fornite indicazioni aggiuntive. Quindi insomma un po' di precauzioni che suggerisce il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Sharon, ma adesso noi di cosa parliamo? Prima abbiamo parlato con l'assessore al commercio Silvio Giovani della situazione a Vicenza dei Plateatici, adesso vi facciamo vedere a Padova come sta andando. L'apertura all'esterno sia comunque una cosa molto positiva, per cui il fatto che ci si possa incontrare all'aperto è una cosa molto buona, ovviamente nel rispetto delle regole come sempre, però per me ben vengano, soprattutto durante la bella stagione. Forse siamo stati anche troppo chiusi dentro. Mi pare che sia giustissimo, anche perché basti vedere che laddove c'è un plateatico ben curato è anche sinonimo di igiene, decoro e bellezza anche urbana. Penso che qualsiasi negoziante voglia abbellire in maniera miglior possibile il proprio luogo, e di conseguenza diventa anche la città più bella per tutti quanti. Beh, io penso che sia ottimo avere la possibilità di sfruttare gli spazi all'aperto, sicuramente. Sì, sono d'accordissimo, poi bisogna vedere in che modo interferiscono con il passaggio dei pedoni, o non so esattamente di che luogo stiamo parlando, però deve essere insomma uno spazio ben gestito in modo razionale, però poter sfruttare lo spazio all'aperto, soprattutto di questi tempi, è fondamentale. Di per sé non penso che creino confusione, dipende poi caso per caso dove, ma è una cosa buona. Mi fiderei del comune, insomma, per
stabilire se è fattibile o no nel caso specifico. Secondo me sì, è molto giusto, principalmente perché si consente all'attività di ripartire dopo uno stop prolungato e anche molto brutto è stato, quindi è una cosa importante. E secondo anche perché è molto bello da vedere, quindi è anche piacevole. Sinceramente preferisco una città viva e vissuta piuttosto che una città limitata e vissuta. Non crea questa cosa troppa confusione in giro per la città, sotto i portici? No, io sono completamente a favore della confusione, della città viva e della città da godere con lo spritz in mano, e per i minori di 18 anni no, però ecco, e basta, insomma, quindi una città da divertirsi e da amare, diciamo, ecco. Alex, abbiamo sentito che a Vicenza si tornerà a pagare il 50% dei piatti attici, abbiamo sentito invece cosa ne pensano i padovani, e a Bassano cosa succede? E a Bassano, come in altri comuni italiani, da questo 1° aprile Sharon si tornerà a pagare il canone di concessione del suolo pubblico dei piatti attici, tornando praticamente alle quote, insomma, e alle prescrizioni del 2019. Ma vediamo insieme. Noi abbiamo fatto una richiesta con le normative Covid che permettevano, come hanno permesso a tutti i commercianti qui, di ampliare un po' i piatti attici. In realtà, siccome la situazione era piuttosto incerta, il Comune non ci ha mai dato risposta sul piatto attico Covid. Con la fine dello stato d'emergenza, questo 31 marzo decadrà la normativa che prevedeva l'esenzione del canone di concessione del suolo pubblico per gli esercizi commerciali. Infatti, da marzo 2020 ad oggi, le attività sono state esentate dal pagamento del canone solitamente previsto per queste concessioni. Anche a Bassano si ritorna così a pagare il canone, ma c'è chi fra i ristoratori, nonostante avesse chiesto l'utilizzo del suolo pubblico, non ha ancora ottenuto una risposta dal Comune. Che subito sembrava dovesse durare fino a fine anno, poi adesso sembra la situazione emergenziale vada a finire il 31 di marzo e quindi da quel punto di vista non ci ha mai dato la possibilità di occupare il suolo pubblico. Il Comune è giunto ad una nuova ipotesi di gestione dei piatti attici che prevede autorizzazioni temporanee e stagionali con 2 opzioni, a 90 o a 180 giorni, che implicano il pagamento di un canone e il rispetto di tutte le regole e le prescrizioni necessarie. Adesso chiederemo, perché chiaramente la zona qui di passaggio merita, quindi speriamo di poter mettere fuori qualcosina anche noi. Ve l'abbiamo raccontato, sono tanti i settori produttivi in crisi in questo momento. Vediamo invece cosa sta succedendo nel settore del latte. Conta arrivare al supermercato e trovare gli scaffali vuoti perché non c'è latte, non c'è pane, non c'è formaggio, perché tante stalle, tanti agricoltori chiudono, che è inevitabile con questi costi. Uno scenario questo che nessuno si augura, ma un'immagine inevitabile se la situazione, o più nello specifico i costi di produzione, rimarranno quelli di oggi. Di costi si può dire ad esempio la farina di mais, da 1 anno e mezzo fa che si pagava un 23 euro al quintale, 22, adesso siamo sui 45 euro al quintale. E poi la questione ucraina è garantita in zona fino a fine maggio, adesso sta sbloccando, però vedremo a quanto arriva. E voi quante ne usate di questa farina? Noi usiamo 200 kg al giorno, quindi di per sé dai 46 euro che pagavamo l'anno scorso adesso siamo sui 90 euro al giorno, quindi è una bella differenza. Farine necessarie per l'alimentazione degli animali, aumento vertiginoso anche per la farina di soia, dai 35 euro al quintale ai 67 euro. Costo della razione giornaliera a capo ormai raddoppiato. E ora continuiamo a fare i conti. Con la razione che abbiamo noi adesso paghiamo più o meno sui 9 euro a capo al giorno, solo a livello di alimentazione. Per un 30 litri di produzione media sei sui 12 euro, quindi quei 3 euro che ti rimangono devi pagare sia la rimonta, quindi tutte le manzette, gli animali che sono in asciutta, devi pagare gli operai, devi pagare gasolio, terzisti, ci sono 1000 spese, quindi non ne vale la pena. Latte che a differenza di altri prodotti alimentari ha una produzione e distribuzione giornaliera e quindi non può essere conservato in attesa di tempi migliori, ma venduto al prezzo del giorno. Dipendi da cosa gli altri ti danno, non sei tu a fare il prezzo perché altrimenti ti lasciano il latte in stalla, quindi sei costretto a buttarlo via alla fine. E a proposito di prezzi, Sharon, è scattata, lo sappiamo, la riduzione del prezzo delle accise del carburante. Sentiamo come l'hanno presa i cittadini.
È scattata la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita. Si tratta di un taglio di 30 centesimi e mezzo, IVA inclusa. Così i distributori hanno mostrato questa mattina i nuovi prezzi della benzina e gasolio. Faccio quasi 40 km al giorno. Prova a immaginare, ogni settimana quasi 50 euro. Quindi con questo taglio quanto risparmio potrà avere più o meno? Alla settimana o al mese? Al mese quasi 60 euro. Diciamo che non c'è risparmio, ne stanno ancora guadagnando 40 centesimi rispetto a prima. Devono abbassare, devono tornare come prima perché il barile costa meno di quello che costava un anno fa. Soprattutto la mia benzina, che ne consuma molto, è un sollievo per tutti quanti. Ad oggi con queste cifre qua insomma abbiamo calmierato la cosa e quindi un po' meglio, però aspettiamo e vediamo cosa ne viene fuori perché l'incertezza è dietro l'angolo. Non sono però mancate le critiche delle associazioni di categoria, le quali lamentano che il decreto sia poco chiaro e alquanto deludente, nonostante nel lungo termine possa portare qualche giovamento. La confusione creata da un decreto legge uscito di notte e praticamente nessuno sapeva nulla. Ieri c'è stato il caos totale nei gestori perché non sapevano che pesci pigliare. Il governo alla fine cosa fa? Mi fa un regalo alle compagnie, alle grosse multinazionali, perché comunque magari con prezzo minore la gente acquista più prodotto, paga meno accise ma continua a pagare il prezzo internazionale fin troppo caro. E ora qualche minuto di pubblicità, ma rimanete con noi perché torneremo in studio con un nuovo ospite. A fra poco. Bentornati in diretta col nostro Focus TG. Alex, finalmente possiamo presentare l'ospite. Sveliamo anche il secondo ospite di questa nostra edizione di Focus TG. Ci ha raggiunto in studio l'assessore Andrea Viero, è assessore fra le altre cose all'ambiente di Bassano del Grappa. Buongiorno assessore. Buongiorno. Buongiorno Alex, buongiorno Sharon e buongiorno a chi ci segue da casa. Allora, con l'assessore abbiamo tanti argomenti di cui parlare, chiaramente ci concentriamo sull'ambiente, che è un tema che noi seguiamo sempre da vicino. C'è un'emergenza che riguarda le processionarie, sono larve voraci, come voi, insomma, come tanti nostri telespettatori sapranno, che attaccano gli alberi, che danneggiano le aree urbane, che indeboliscono gli alberi, quindi sono anche estremamente pericolose. Certo. Sharon, a livello sia comunale che regionale, che cosa si sta facendo per questo che, lo ripetiamo, può sembrare un problema banale in realtà è avvertito ed è segnalato da tantissimi cittadini? Assolutamente sì, è un problema oggettivo. Di fatto poi le modifiche al clima stanno anche incentivando questo fenomeno che diciamo che via via dalla pianura sta salendo addirittura in collina, se non addirittura in montagna. Ogni nido che si trova all'interno delle cosiddette conifere può ospitare fino a 300 di questi piccoli artropodi che possono anche sembrare simpatici, ma in realtà, come giustamente dicevate, causano dei forti danni soprattutto alle piante, ma sono anche un po' antipatici per i nostri amici a quattro zampe che, se entrano a contatto con questi, chiamiamoli animaletti, possono avere delle reazioni allergiche molto importanti che possono causare anche il decesso appunto dell'animale. Quindi effettivamente è importante cercare di intervenire sulle piante che purtroppo ospitano e che sono attaccate da questo parassita. È chiaro che è un'emergenza perché in questo periodo che la primavera esplode ci sono già le prime file, perché la processionaria deriva il suo nome dal fatto che quando si sposta alla ricerca di cibo fa questa lunga fila, questa processione, questa fila indiana, e si cominciano a vedere ovviamente i primi effetti. È importante che i privati intervengano sulle proprie aree per andare a eliminare appunto le processionarie, e il comune da questo punto di vista fa la sua parte. La normativa da questo punto di vista non ci viene incontro, nel senso che non ci sono degli obblighi specifici che ci permettono di emettere magari delle ordinanze sindacali che impongono poi il privato ad intervenire. Sta un po' nella sensibilità ovviamente del privato cittadino. Però da questo punto di vista il Comune fa la sua parte, non solo su quelle che sono le aree pubbliche, dove attraverso la nostra compartecipata SIS provvediamo a fare quelle cure endematiche che servono proprio al benessere dell'albero, ma diamo anche degli incentivi, lo faremo, uscirà
fra poco una delibera di giunta dove verranno approvati i criteri di questo bando, dove andremo a risarcire quei cittadini che si prendono cura del proprio verde privato, anche proprio in riferimento a questo fenomeno quale la processionaria, che va ovviamente a indebolire e a creare problemi su tutto quello che è il tessuto verde della città. Assessore, ha parlato di emergenza, ma potrebbe essere considerata un'emergenza nazionale questa delle processionarie? Beh, considerato lo sviluppo che ha ovviamente questo antropode, sicuramente è un'emergenza nazionale. Soprattutto in questo periodo iniziale è importante ovviamente andare ad eliminare quello che è il problema, ma quello che è più importante è rendersi conto che il cambiamento climatico sta facendo sì che questo insetto, questo animaletto si diffonda in maniera sempre più rapida. Le basse temperature sono quell'aiuto naturale che servono proprio per fare morire le larve. A proposito di basse temperature, il clima sta cambiando e direi di conseguenza dovrà cambiare anche la progettazione del verde pubblico nel territorio. Beh, guarda, tocchi un tasto che veramente mi sta molto a cuore. È chiaro che l'urbanizzazione, la progettazione architettonica, la qualità architettonica devono dialogare sempre di più con quella che è la natura, con quello che è il nostro territorio. I cambiamenti, voglio dire, dal punto di vista urbanistico devono esserci, devono essere contenuti, ma devono soprattutto essere integrati rispetto all'ambiente. È necessario progettare in maniera corretta anche le nostre aree pubbliche, anche quelli che sono gli standard pubblici, quali parcheggi eccetera, proprio per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Pensiamo a un parcheggio completamente d'asfalto rispetto magari a un parcheggio con materiale drenante, con la presenza di essenze arboree anche ad alto fusto, come la percezione a terra anche della temperatura possa cambiare addirittura di 5-6 gradi. E quindi è importante che la progettazione anche delle aree pubbliche vada nella direzione che dicevi tu, ovvero del miglioramento della mitigazione ambientale. Ecco, Assessore, ma al di là di livello comunale, insomma, di Bassano del Grappa, che è la sua area, diciamo, di competenza, però l'assessore è anche assistente al vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, quindi anche a livello regionale, gli altri comuni, le realtà comunali, dai piccoli paesi fino, insomma, alle città più sviluppate, avvertono questa sensibilità di investire nella tutela, nel miglioramento del verde pubblico? Guardate, c'è secondo me una coscienza verde che sta crescendo sempre di più. Non si tratta più di tematiche che appartengono solo ad una corrente politica, ma di fatto sono tematiche che sentiamo tutti. Questo molto probabilmente anche grazie alle nuove generazioni che hanno una sensibilità dal punto di vista ambientale che sicuramente fa la differenza e che impone comunque alla classe politica a qualsiasi livello di fare delle scelte proprio mirate alla tutela dell'ambiente. Ne abbiamo parlato prima con l'assessore al commercio Silvio Giovani di Vicenza, ne parlerei anche con lei. È un momento molto delicato questo, soprattutto per i centri storici, per il commercio, a causa anche del caro bollette. Qual è la situazione qua a Bassano? È chiaro che tutte le attività, ma anche i privati cittadini, hanno visto un ricaro delle bollette che sta mettendo in difficoltà attività economiche, ma ovviamente anche le famiglie stesse. È chiaro che bisogna cercare delle alternative per porre rimedio a una situazione che molto probabilmente metterà in crisi davvero tutto un tessuto economico. Assessore, ultima domanda, perché insomma non vogliamo trattenerla troppo, perché so che questo è un appuntamento incastrato fra due conferenze stampa, quindi insomma abbiamo ancora poco tempo. Ancora pochi minuti, però per parlare di una possibile soluzione al problema del caro bollette, del rincaro, insomma, dei costi di energia, perché lo ripetiamo, lei si occupa di tutela dell'ambiente, e allora le energie rinnovabili, ad esempio anche la questione del super bonus del 110% che ha drogato un po' il mercato, è una possibile risposta concreta alle difficoltà che stanno attraversando non solo le famiglie, ma in questo caso parliamo di commercianti? Insomma, la strada da seguire è quella di investire nelle energie rinnovabili o è un palliativo per le difficoltà del momento?
Guardi, io credo che investire nelle fonti rinnovabili sia ormai un dovere, la normativa si spinge sempre di più verso quella direzione e posso anche dire che i progetti che ho la possibilità di vedere in Comune di Bassano vanno proprio in quella direzione, sia che si tratti di fabbricati magari dediti alle attività, quindi fabbricati produttivi, sia essi fossero fabbricati privati, ovvero c'è la tutela dell'ambiente rispetto all'accumulo per esempio dell'acqua piovana e piuttosto anche le fonti di energia alternative quali pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo. È l'unica direzione che possiamo in qualche maniera intraprendere per dare una risposta ovviamente a quello che è il caro energia, rendere gli edifici sempre più autonomi in maniera tale da in qualche maniera assorbire quelli che sono i rincari derivanti da questo momento particolare di crisi. Sarebbe curioso sapere se l'assessore ha il pollice verde. Glielo possiamo chiedere al pollice verde, assessore? Beh, è una delle mie passioni, effettivamente sono innamorato del verde e della natura, questo è vero. Assessore, le immagini che abbiamo raccontato anche noi con il nostro collega Ferdinando Garavello, che è salito su a Stoccaredo, le immagini di un altopiano devastato da quell'incendio e dai tanti incendi che ci sono, da amante della natura, che sensazione le lasciano? Guardi, la prima sensazione è quella dell'impotenza, perché è chiaro, stiamo vivendo un momento difficile, non ci sono state piogge, quindi anche l'alta montagna ha questo tessuto verde che è privo di umidità, quindi è facile anche che ci sia questa rapida combustione. Fa male vedere quello che sta succedendo, fa male ancora di più pensare che magari ci sia anche la mano dell'uomo dietro a quello che purtroppo, quello spettacolo orribile che abbiamo visto. E che stiamo vedendo, perché adesso c'è anche un grandissimo incendio a Longarone. Io saluterei l'assessore e lo lascerei libero. Assolutamente. Ringrazio. Noi ringraziamo l'assessore Andrea Viero, assessore all'ambiente di Bassano del Grappa, per essere intervenuto nel nostro Focus TG. Sharon, a questo punto noi di che cosa parliamo? Torniamo a parlare di un'altra emergenza, l'emergenza dei profughi dall'Ucraina. Ieri c'è stata una conferenza dei sindaci per fare appunto il punto sull'accoglienza. Vediamo. In primo piano la gestione dell'accoglienza dei profughi, soprattutto minori. La prefettura ha illustrato i dati che quotidianamente vengono forniti dai comuni. Si è individuata una modalità operativa dell'accordo quadro che poi ogni comune declinerà nel proprio territorio in accordo con le Caritas e le associazioni del territorio che loro hanno. Quindi ogni comune individuerà la modalità più idonea rispetto alla gestione del proprio territorio. Sulla questione minori l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha emanato le linee guida per l'inserimento dei bambini, tenuto conto delle differenze relative alla didattica fra la scuola italiana e quella ucraina. Questi i numeri degli arrivi. Con la prefettura si parlava di una percentuale ovviamente di fascia 0-12 circa sui 600 e poi superiore ai 12 anni fino ai 18 ovviamente di una percentuale inferiore ma circa sui 300. Ecco, quanti ne sono stati inseriti e quanti fanno più o meno la didattica a distanza? La dottoressa Sardella parlava appunto di 47 inserimenti in tutta la provincia e ovviamente è noto che alcuni degli insegnanti che appunto c'erano in Ucraina stanno facendo la DAD con dei ragazzi che sono qui presenti. Iniziative e progetti per avviare al meglio l'inserimento dei piccoli nelle varie scuole. Attualmente c'è anche la possibilità di questo tipo di interventi attraverso il CPIA per l'alfabetizzazione delle mamme piuttosto che per la parte dei minori di alcune attività prima dell'inserimento sotto il profilo scolastico e ovviamente ci sono le linee guida che poi sono arrivate da parte del provveditore regionale rispetto agli istituti. In primo piano anche l'aspetto sanitario sia per quanto riguarda le vaccinazioni che la situazione Covid. Nella fascia di età degli 0-5 anni con ovviamente tutta la parte sanitaria connessa e anche alle età superiori ai 5 anni proprio perché si tratta anche di una situazione collegata alle vaccinazioni. Diventa importante, essendo un'accoglienza di tipo diverso e quindi di famiglie che stanno accogliendo, capire che in situazioni in cui sta riprendendo anche la situazione dei contagi ci sia una certa precauzione nel gestire la questione proprio per evitare che appunto ci siano una situazione di positività all'interno delle famiglie, cosa che appunto sarebbe difficoltosa anche da gestire. Rimaniamo su questa pagina, Alex, però ci spostiamo a Vicenza. Ci spostiamo a Vicenza e giustamente continuiamo a parlare dell'accoglienza degli ucraini perché la prefettura di Vicenza ha chiesto la disponibilità di ospitare proprio in città i primi 300 rifugiati e sono molti i vicentini che al nostro microfono, come andremo a vedere adesso, si sono resi disponibili. Un pochettino di aiuti qui ogni tanto li portiamo perché so che sono stati raccolti generi alimentari, vestiti
e altre cose che possono essere utili. Lei se la sentirebbe di ospitare una famiglia ucraina? Non avrei lo spazio, ma sì. Assolutamente sì, se avessi posto una grossa famiglia no, ma 2 persone volentieri, l'ho già detto, già anche parlato con persone ucraine che conosco, ma fortunatamente però nella necessità 2 persone posso ospitarle. Come no? Subito? E anche se fossi più giovane andrei a combattere, se avessi 40 anni in meno andrei già in Ucraina a combattere. Non c'ho il posto. Ok, però lo farei da piccola. Ecco, ha già dato qualche aiuto, ha intenzione di farlo? Sì, ci ho portato qui dei viveri. Lei ha già dato qualche aiuto? Certo, ho portato qui alla parrocchia con le mie 2 bambine, abbiamo portato l'aiuto. E ho preparato una trentina di pupassi che ho vinto con le slot machine nuovi, che li metto in un sacchetto per dare a Croce Rossa, chi va là, insomma. Ospiterebbe una famiglia di ucraini? No, non ne ho. Ha fatto qualche aiuto, magari ho portato... In altro modo, sì. Quando ho sentito quello che stava succedendo, così proprio spontaneamente, senza tanti calcoli, ho detto sì. Li ha già a casa? Sì, no, li ho già ospitati come un primo intervento. Adesso le cose stanno cambiando perché c'è più organizzazione, c'è più... Comunque sono una mamma e 2 bimbe, una di 7 e una di 2 anni. Certo deve partire tutto dall'alto, perché noi nel nostro piccolo aiutiamo. Perché adesso arriveranno, prima erano lontani, qui cambia anche il modo di ospitarli, di essere vicino, e non è una questione di un giorno. No, credo di no, che non sia la questione di un giorno, che sia un impegno molto più lungo di quello che è stato previsto, però io penso che siamo un popolo bellissimo e che sicuramente riusciremo ad aiutarli. Lo abbiamo appena visto, sono tantissime le persone che si sono messe a disposizione per questa emergenza, Alex. Sì, anche l'ultima dichiarazione della nostra telespettatrice che abbiamo intervistato. Siamo un popolo bellissimo, è davvero così, perché il cuore del Veneto ha iniziato a battere forte fin da subito per aiutare le popolazioni in difficoltà, insomma, in fuga dai territori della guerra. Adesso, Sharon, ci vediamo tra poco. Direi piccola pausa, a fra poco. Sono da poco, passate le 13, rieccoci con Focus TG in diretta, Sharon, fino alle 13:30. Continuiamo con l'informazione. Di che cosa parliamo adesso? Vi ricordate la storia di Giulia Schiff, espulsa dall'aeronautica militare, si è arruolata volontaria per andare a combattere in Ucraina? Vediamo. Sono appena stata in visita dal console onorario per l'Ucraina di Milano, perché ho preso molto a cuore questa causa e sto cercando di adoperarmi al riguardo. Dopo la battaglia suo malgrado non andata a buon fine, Giulia Schiff, ex pilota dell'aeronautica militare, ha deciso di andare a Kiev per combattere come volontaria nelle forze speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Sarebbe l'unica donna del gruppo. L'allieva 23enne di Mira dell'Accademia di Volo aveva denunciato più volte di essere stata vittima di mobbing e nonnismo durante il cosiddetto battesimo del volo. Poi la battaglia legale, conclusasi mesi fa quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla carriera di pilota, e l'espulsione. Ma Giulia non si è arresa, continuando a inseguire il suo sogno, e ora la decisione di partire per unirsi ai soldati giunti da altre parti del mondo in Ucraina. Parte di questa esperienza la racconta attraverso i social. Sono rimasta molto colpita per il via vai di persone, di italiani che si preoccupavano di venire e portare generi alimentari piuttosto che medicine. Soprattutto medicine c'è molto bisogno. Andare diretti a portare i beni al consolato in ambasciata senza neanche telefonare, perché ovviamente li accettano e sono intasati di telefonate. Giulia lancia un appello affinché più persone possibile siano parte della macchina della solidarietà, ma non mancano i commenti degli haters alle sue dichiarazioni, cui lei risponde per le rime. Sapete, le persone che mi dicono che
anziché mettere le stories dovrei rendermi utile e magari anche partire, dare una mano anziché stare bella tranquillina dietro un cellulare. Dovrebbero, capito? Perché io mi sto dando da fare, ok? E per quanto riguarda le stories, io non devo rendervi conto di tutto quello che faccio e se decido di farlo posso benissimo farlo a tempo debito. Nessuno sa cosa stia facendo Giulia di preciso, nemmeno il padre, che dice lo scoprirò a breve e sarà una bella botta per tutti. Giulia ha ottenuto da poco il brevetto per la rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso. E ora ci spostiamo a Treviso, Alex. Eh sì, cambiamo completamente discorso, Sharon, perché ieri è stato presentato a Treviso il geoportale che mappa i capannoni industriali presenti nella Marca trevigiana e anche in provincia di Padova. L'obiettivo è quello di conoscere il numero e le caratteristiche dei capannoni per sfruttarli al meglio e per investire e potenziare nel territorio. Una mappatura dei capannoni industriali distribuiti tra le province di Padova e Treviso. 32.000 i fabbricati censiti sui 92.000 presenti in Veneto, che ricoprono 41.300 ettari in oltre 200 comuni, ovvero il 18,4% della superficie consumata, con un 12% di spazi dismessi e inutilizzati. Tutti i dati inseriti nel geoportale Capannoni On-Off, nato su iniziativa di Assindustria Veneto Centro in collaborazione con le Camere di Commercio di Padova e Treviso e con il consorzio BIM Piave. L'obiettivo proprio di capire l'utilizzo di queste aree, di questi capannoni, quindi se sono attivi o meno, il codice Ateco, quindi anche la destinazione e anche tutte le infrastrutture alle quali questi sono collegati. Viene fornito uno strumento che agevolerà quell'indirizzo di sostenibilità e di rigenerazione che è diventato un po' indirizzo fondamentale non solo degli enti pubblici ma anche di chi fa imprese. Migliaia i dati caricati nel database consultabile sul portale, che punta a favorire i progetti di trasformazione e rigenerazione degli immobili, valorizzando al meglio il patrimonio esistente anche per i futuri insediamenti produttivi. C'è la richiesta, c'è una richiesta molto importante di logistica e poi un territorio come il nostro che è vocato alle esportazioni ha bisogno di questi spazi. C'è un altro aspetto che è molto importante, che nei capannoni abbandonati a volte c'è il rischio che siano deposito di rifiuti tossici o di rifiuti che costa a smaltirli e quindi che vengono abbandonati. Quindi anche dal punto di vista della legalità diamo una mano alle forze dell'ordine perché il territorio sia controllato. Abbiamo molti capannoni ma molti sono inutilizzati e degradati, quindi sarebbe interessante anche a fronte di non utilizzare ulteriore suolo, di poter utilizzare gli edifici esistenti. Un progetto pilota che parte dalle 2 province maggiormente produttive del Veneto, ma che potrebbe essere esteso a tutta la regione. Questo progetto, che presenta un Atlante estremamente contemporaneo, in piena linea col PNR, che parla di sostenibilità e innovazione digitale, va incontro a questa esigenza. È una sperimentazione, ma che ritengo assolutamente necessaria esportare su tutto il nostro territorio veneto. E allora, Sharon, adesso cambiamo di nuovo discorso, perché in questa coda finale di Focus TG sapete che spesso e volentieri diamo spazio al turismo, alle iniziative culturali, all'arte e rimaniamo un po' più leggeri. Un po' più leggeri, insomma, chiudiamo con un po' di leggerezza, ci spostiamo a Venezia, perché cosa succede? A Venezia, perché a metà aprile sarà per 3 giorni capitale dei maestri liutai della chitarra. Vediamo. È stato accolto in maniera esagerata dall'ambiente veneziano, dai vecchi amici, dai vecchi musicisti e soprattutto da Confartigianato. Davide Pusiol è uno degli unici 2 liutai rimasti a Venezia, l'unico in grado di operare anche a livello di chitarre elettriche. Dopo 20 anni lontano da casa è tornato in Laguna e assieme alla Confartigianato ha organizzato in pochi mesi un festival che ad aprile porterà ad esporre alla Scuola Grande di San Teodoro 10 tra i più quotati maestri liutai italiani ed internazionali. Questo settore a livello mondiale muove una macchina enorme, sia in termini economici che in termini anche di turismo, di visite, di interesse. Quindi Venezia può essere il terreno ideale per ospitare questo tipo di iniziative.
Riportare l'artigianato, le attività produttive a Venezia è difficile ma non è impossibile, anche attraverso un Venice International Artisan Guitar Show che può fungere da traino per altri progetti. Noi dobbiamo favorire assolutamente il proseguo della tradizione veneziana, quindi creare delle scuole di artigiani sicuramente è un obiettivo che deve avere in testa un'amministrazione che vuole bene alla propria città. Venezia vantava una grande tradizione anche tra i liutai. Anzi, per i suoi strumenti persino Antonio Stradivari veniva qui ad acquistare il legno che arrivava dalle montagne con caratteristiche uniche. Alberi ancora vivi, ancora non secchi ma pieni di linfa, arrivavano via Fiume dove l'osmosi continuava, arrivavano a Venezia e continuavano a risucchiare acqua nelle loro fibre. Quindi alcune particelle di sale, di cloruro di sodio, si infiltrava nelle cellule del legno, rendendole poi a completa essiccazione un po' più cristalline. Ma tu, Alex, la sai suonare la chitarra? No, io sono assolutamente negato. Ho provato una volta con un corso di pianoforte, ma già alla seconda lezione l'insegnante aveva perso ogni speranza. Quindi, Stata sorda? Sì, assolutamente. Ci spostiamo a Padova adesso? Ci spostiamo a Padova per un anniversario importante. Continuiamo a parlare di cultura. Premi Nobel, la sfilata dei rettori e tanti eventi per un anno appunto indimenticabile all'insegna della cultura, dell'arte, per festeggiare insieme gli 800 anni dell'Università di Padova. Universia, Universis, Patavina, Libertas, libertà e universalità del sapere che unisce e non divide. Il motto che da 800 anni rappresenta l'Università di Padova sarà il filo conduttore anche delle celebrazioni di questo importante anniversario. Padova, seconda università più antica del mondo dopo Bologna, vuole coinvolgere tutta la città con tanti eventi a partire da fine marzo. Il calendario delle celebrazioni è suddiviso in 4 percorsi: libera le idee, libera la scienza, libera la natura e libera le arti. Non si smette mai di difendere il valore della libertà. Il nostro motto, che è Universia Universis Patavina Libertas, davvero non è solo un motto per noi, ma è il principio fondante della nostra università. E non è un caso che per le celebrazioni di questi 800 anni lo slogan che stiamo utilizzando per tutti gli eventi è "Libera il tuo futuro", anche perché mai come in questo momento abbiamo tutti quanti compreso come senza la libertà non ci sia futuro. E ricordiamoci poi che parole come libertà e come pace fanno parte dello statuto dell'Università di Padova. Convegni, spettacoli, festival della conoscenza e ospiti italiani e internazionali. Momento clou le giornate celebrative dell'800enario con l'inaugurazione dell'anno accademico il prossimo 19 maggio. Avremo grandi premi Nobel, grandi scienziati, grandi scrittori, quindi premi Nobel per la fisica da Roger Penrose a grandi scrittori come Amitav Ghosh, grandi format anche particolari, una biciclettata straordinaria internazionale che partirà da Oxford e attraverserà tutte le università. Insomma, grandi eventi con un clou il 19 di maggio, quando faremo la grande inaugurazione con i rettori d'Italia, del mondo, la processione nella città come si è sempre fatta nei momenti dei centenari. Padova si trasformerà in una capitale della cultura. In città per l'anno accademico arriveranno premi Nobel e la sfilata dei rettori per le strade cittadine sarà di grande impatto. Previsti anche concerti e spettacoli per gli studenti. Dall'estate inizieranno spettacoli, verrà Frankie High Energy a fine giugno nell'ex caserma Piave con un video mapping e musica, quindi sempre mescolando linguaggi diversi, il concertone per le matricole e poi dall'autunno si ricomincia perché di nuovo spettacoli, eventi fino a febbraio-marzo del 23 con l'apertura dei musei. Restiamo a Padova, Sharon, perché c'è un altro anniversario. Sì, un altro anniversario importante, quello della consacrazione della Cappella degli Scrovegni. Il 25 marzo del 1305 veniva consacrata la Cappella degli Scrovegni. Presente Enrico Scrovegni, il committente che in questo gioiello dell'arte trecentesca vi è sepolto, e Giotto che con maestria aveva realizzato gli affreschi che oggi sono patrimonio dell'umanità. In occasione dell'anniversario dell'inaugurazione della cappella, il Comune di Padova ha deciso di far ripartire per i visitatori le aperture serali che erano state sospese a causa del Covid. C'è un'antica tradizione, il 25 marzo la cappella torna ai padovani, quindi
quindi ci saranno dei momenti liturgici importanti, ma quello che è importantissimo per tutta la comunità e i turisti, verrà finalmente riaperta di sera la cappella. Per l'intera giornata del 25 marzo inoltre si potrà visitare la cappella al prezzo simbolico di €1. Per quanto riguarda le aperture serali si potrà entrare dalle 19, ultimo turno alle 21:20, e si potrà sostare anche 40 minuti. A gestire il servizio notturno la cooperativa sociale Giotto. Noi siamo orgogliosi, ci chiamiamo Giotto proprio in onore del pittore e di questa opera che ha lasciato a Padova, quindi non ci può che far contenti come cooperativa, ma soprattutto tutte le persone normodotati e svantaggiati che in qualche modo parteciperanno all'apertura serale, alla fruizione di questo bene. Il 25 marzo inoltre la ricorrenza dell'Annunciazione, la cappella diventa anche luogo religioso. Il 25 marzo è la festività dell'Annunciazione, quindi per questa occasione la cappella diventa un luogo sacro, quale è sempre stato, e verranno celebrate 2 messe in 2 orari diversi la mattina, proprio per sottolineare anche il valore religioso di questo luogo. E ora Alex, un po' di poesia. Un po' di poesia, ce n'è bisogno, ce n'è bisogno, anche per stemperare un pochino. In realtà parliamo di poesia come ponte di solidarietà, se ne è parlato a Venezia, quindi ritorniamo a Venezia nei giorni scorsi in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Lucia e Andrea, vincitori del concorso di poesia tematico La speranza come memoria del futuro, frase con cui Gabriel Marcel sottolinea la necessità, oggi più che mai, di essere, anche attraverso la poesia, costruttori di futuro. Il pregio di questo concorso, di cui ringraziamo gli organizzatori, è quello di ampliare le conoscenze di noi studenti e non basarci solo su quello che apprendiamo può apparire anche limitato programma scolastico. Ci siamo quindi immersi in questa realtà, in questo passato, per trovare le risposte al nostro presente, ma soprattutto al nostro futuro. Poeti da tutto il Veneto e da tutta Italia riuniti in presenza a Venezia nei giorni scorsi alla Scuola Grande di San Teodoro dopo 2 anni di pandemia, per festeggiare insieme la Giornata Mondiale della Poesia di Venezia con la 4ª edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega, dedicato al poeta e medico veneziano scomparso nel 2017 e promotore dell'omonima giornata. Le parole della figlia. Poesia, un'arte rivoluzionaria che permette a tutti noi di scendere nel profondo e soprattutto, grazie al tema di quest'anno, la speranza come memoria del futuro, di guardare lontano. Premiati i testi realizzati dagli studenti del Liceo Classico Corner Majorana di Milano, del Liceo Classico Marcone di Conegliano e dell'Istituto Superiore Boscardin di Vicenza. Sono fiera delle mie compagne di classe perché sono riuscita a vincere, mettendo anche in risalto una figura femminile. Rimaniamo a Venezia, ma cambiamo pagina perché parliamo di sport. Il sindaco Brugnauro ha presentato un progetto più sprint. Grazie a questo progetto, che è interamente finanziato, ovviamente con questo progetto col PNRR, pari a 5.227.000, andremo a dare una svolta green, una svolta veramente green a tutta la città, frazioni comprese, che purtroppo a torto sono state spesso dimenticate. Il sindaco Brugnaro ha presentato il progetto Più Sprint, che vede coinvolti 28 sindaci della città metropolitana, che riguarda l'insieme degli interventi inclusi nella delibera inviata al governo per l'ottenimento di quasi 140 milioni di fondi del PNRR, cui si aggiungono 194 milioni di cofinanziamento dei comuni coinvolti, 190 dal Comune di Venezia. Un progetto che vuole valorizzare il mondo dello sport e si svilupperà all'interno di un'area verde. Per me è un sogno, ovviamente. È una città, Venezia, che veramente fa dello sport agonistico, dello sport vissuto con un modo di vivere. Questa è la base, lo sport, quello professionistico traina lo sport dilettantistico, però è di fatto un modo per avvicinare i giovani alla cultura dello sport, alla cultura della competizione, ma anche del merito, quello che vede la valorizzazione della persona.
E poi i grandi concerti, la musica come elemento di collante tra le persone, tra i popoli, tra le generazioni, e questo bisogna farlo su impianti moderni, avanzati. Venezia non ce li aveva. Deve essere il luogo dell'eccellenza veneziana e dell'area metropolitana di Venezia. Secondo me è impensabile, è una sconfitta per la città che le proprie società vadano a giocare fuori comune o addirittura fuori provincia. Un totale di 333 milioni di euro per finanziare una serie di opere diffuse. La principale è il Bosco dello Sport, stadio e palasport a Tessera in sostituzione del vecchio progetto della Cittadella, da cui si distingue in particolare perché sono state eliminate tutte le strutture non sportive. Sarà un grandissimo corridoio verde dove ci saranno solo impianti sportivi, per cui ci sarà lo stadio, ci sarà il palasport, ma ci sarà anche tutta un'area legata alle piscine, all'intrattenimento, anche per gli studenti. Ci saranno luoghi di formazione legati allo sport, ovviamente anche luoghi di medicina, legati alla medicina, alla salute dello sport, insomma. Tutto questo per fare campus universitari e fare esperienze europee. Bello vedere progetti come questi, Alex, perché mai come in questo momento lo sport, soprattutto le attività dilettantistiche, sono in estrema difficoltà. Hai perfettamente ragione, Sharon. Insomma, noi ne parliamo quotidianamente su Rete Veneta nella rubrica Sport in Casa, ma in questo... Ne parlo io. E ne parlo io in questo momento. Sono davvero tante le società dilettantistiche in difficoltà, si sta aspettando qualche novità, anzi ne approfittiamo proprio per aggiornare i nostri telespettatori, si sta aspettando qualche novità in merito ai nuovi protocolli dal 1° di aprile in poi, quando insomma cesserà lo stato d'emergenza sanitaria. Perché ricordiamolo che sia per le attività al chiuso che per le attività all'aperto di tante discipline sportive, insomma, è tuttora necessario avere il Super Green Pass, quindi tanti ragazzi, tanti bambini che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione sono rimasti esclusi dalla pratica dell'attività sportiva. Questo Sharon ha creato non poche polemiche, un dibattito insomma fra favorevoli e contrari a questa normativa, a questa decisione. Sta di fatto che, e chiudiamo il discorso, dal 1° di aprile teoricamente il Super Green Pass dovrebbe servire solo per accedere nelle aree chiuse, ad esempio come lo spogliatoio, ma non dovrebbe più inibire almeno la possibilità di allenarsi e di fare sport di squadra all'aperto. Anche perché quanto è importante per i giovani lo sport di squadra soprattutto, Alex, tanto. E lo abbiamo capito forse in ritardo, perché c'è voluta, detto brutalmente, una pandemia mondiale per capire effettivamente quanto soprattutto i più piccoli abbiano bisogno per il proprio benessere psicofisico e crescita anche di insomma praticare attività sportive. Ma adesso insomma torniamo, però continuiamo a parlare di pandemia. Mi aggancerei a questa fine del tuo discorso, però mi sposterei a Padova, perché a 2 anni appunto di distanza dal lockdown esce al cinema un film che racconta Padova in quei giorni difficilissimi. Vediamo. Mio cuore. Una ragazza seduta in mezzo a via Cavallotti, una delle strade più trafficate di Padova, è invece completamente deserta. Niente auto, niente bici, solo il sole e il silenzio. Parte da qui, dalle immagini della città vuota, dalle serrande abbassate, dagli argini vietati attraversati solo dalle auto dei carabinieri, il racconto del lockdown nel documentario La Quinta Stagione, realizzato a Padova dalla regista Isabella Carpesio, prodotto dalla Filmart Carpesio con il patrocinio del comune. Il film verrà proiettato per la prima volta il 25 marzo al Multisala Pio X di Padova, a 2 anni di distanza dal lockdown. Cosa racconta la bravissima regista Isabella Carpesio? In quei giorni, dal 20 marzo del 2020, quando inizia il lockdown, ha iniziato a muoversi nelle strade di Padova con la nostra autorizzazione e ha raccontato gli edifici commerciali chiusi, il Pedrocchi, i negozianti delle piazze. Dopodiché non solo ha raccontato
creato gli spazi vuoti, anche con delle tecniche filmiche particolari, mettendo la telecamera per terra, ma quello che è non meno affascinante è che poi il percorso è continuato sulle successive fasi di lockdown, intervistando i protagonisti, i bambini, gli anziani che trovava per strada, anche focalizzando le situazioni di conflitto tra Green Pass e no Green Pass, quindi è uno spaccato antropologico e sociologico della città che ci viene restituito. La regista ha raccontato le storie dei padovani e ha ripreso la città non dall'alto ma dal basso, immergendosi nel silenzio surreale di quei giorni di isolamento. Una città spettrale, ma anche una città stupenda. Cioè, diciamo che l'occasione paradossalmente ci offre una città senza auto, assolutamente senza auto, e quindi è un'immagine che può atterrire ma che può anche affascinare. Ognuno è deciso è libero di interpretare questa dimensione di un mondo senza auto. E ora ci spostiamo a Vicenza, in uno dei quartieri gioiello della città, però minacciato dal degrado, che è il quartiere San Pietro. Il nostro telespettatore ci segnala che è ancora transennato e chiede se è possibile riaprirlo. Vediamo. Ai telespettatori di Rete Veneta e ai cittadini, agli amanti dell'arte e della cultura, apriamo col consigliere Cattaneo questo edificio e lo mostriamo come uno dei più bei gioielli che la città di Vicenza ha. Così, poco meno di un anno fa, ci veniva aperto il sipario su questo gioiello architettonico che appartiene alla storia di Vicenza, l'Oratorio dei Boccalotti, un edificio che risale al XV secolo. Qui non è una chiesa, è un luogo religioso, ma è anche il luogo di incontro dei soci della Fraglia, questa specie di organizzazione religiosa di produttori di terraglie. A distanza di 11 mesi però purtroppo l'Oratorio dei Boccalotti è ancora chiuso, transennato. È un nostro telespettatore che ringraziamo a segnalarci che questo edificio, che andrebbe valorizzato, è tuttora inaccessibile al pubblico, avviato verso un pericoloso degrado dovuto ai limiti di bilancio dell'IPAB, proprietaria dell'oratorio, che non può mettere a bilancio le ingenti spese per il restauro. Diversi gli interventi necessari, anzi urgenti, a cominciare dal rifacimento del tetto, dove l'acqua ha già iniziato ad intaccare il prezioso soffitto a cassettoni. Servirebbero 150.000 euro. Per questo Roberto Cattaneo aveva presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale. Oggi noi di Rete Veneta, fedeli al nostro impegno con i cittadini, torniamo alla carica col sindaco Francesco Rucco per chiedergli di salvare questo gioiello della città. Il Comune non può intervenire direttamente con fondi propri perché ci sarebbe una responsabilità contabile dovendo poi rispondere alla Corte dei Conti. Si può però ragionare su una collaborazione o magari un contratto di comodato d'uso con IPAB che, avendo magari qualche sofferenza economica, potrebbe traslare temporaneamente per una lunga durata la proprietà al Comune, perché poi se ne fa carico per la ristrutturazione. Questa è un'idea che potremmo portare, su questo c'è un impegno personale, al presidente di IPAB Ermanno Angonese, con il quale appunto possiamo intavolare una discussione per il recupero di questo importante sito culturale ma anche religioso. Avete sentito? Una soluzione c'è e potrebbero essere coinvolti anche i privati con delle donazioni. A questo punto l'oratorio potrebbe essere riaperto e restituito ai cittadini, ma il primo passo è siglare un accordo di comodato d'uso col presidente di IPAB. E allora, caro sindaco, si sente di prendere questo impegno con Rete Veneta? Mi prendo un impegno con Rete Veneta e i cittadini che hanno sollevato e evidenziato questa problematica per incontrare il Presidente, avviare un ragionamento insieme e vediamo se ci sono i presupposti per poter risolvere questo problema. E ora Alex, aprirei la pagina del Covid perché i numeri continuano a salire. Eh sì Sharon, purtroppo l'epidemia torna a correre, il Covid rialza la testa. Guardiamo insieme il report di Azienda Zero. Lo sapete, è la fotografia di come l'epidemia si sta evolvendo nelle ultime 24 ore in Veneto, nella nostra regione. Ebbene, guardiamo insieme questa tabella, numeri in crescita, perché nelle ultime 24 ore il delta totale dei nuovi positivi fa segnare un più 8.337. È uno dei numeri più alti dell'ultimo periodo, insomma un numero che sicuramente deve farci riflettere nel non abbassare del tutto la guardia,
8.337 nuovi positivi solo nelle ultime 24 ore e il numero dei casi attualmente positivi in Veneto sale a 73.374. Voi che sempre più numerosi, insomma, ci seguite nel nostro Focus TG, sapete che, ricorderete che non più tardi di un mese fa avevamo quasi idealmente festeggiato l'abbattimento del muro dei 50.000 positivi in Veneto e vedete come nel giro di qualche settimana il numero è tornato ad alzarsi in maniera considerevole. 73.374 i casi attualmente positivi in Veneto. Diamo un'occhiata anche alle ospedalizzazioni. Esattamente, questo è un altro termometro della situazione, riguarda gli ospedali. Vedete numeri in aumento, sono 10 i ricoveri nelle ultime 24 ore in area non critica. Fortunatamente, Sharon, scendono di 3 unità le terapie intensive e purtroppo dobbiamo raccontare anche oggi, constatare anche oggi il decesso di 10 persone. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG. Sharon, noi ci vediamo domani. A domani, puntuali alle 12.